E waiu! Ciao! Benvenuto a bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi Sombrero World Cup Football Challenge in Villa Elizio! Pronuncia perfetta. O no? Bravo. Sì ragazzi, ho il B1, B2 e B4. Tengo pure B3. Signori, come vedete siamo veramente tantissimi, ognuno rappresenta la propria nazione. Om è diventato ormai brasiliano. La testa, O i Marigno. piedi, passando anche per il... No. Signori, il sombrero lo conoscete benissimo, è una sorta di rigori in movimento continui, uno dietro l'altro, una challenge molto frenetica. L'unica cosa che voglio dirvi è che abbiamo Non ce lo dire. 3 vite a testa. No. vabbè. Quindi Ci sta. capiamo come fare gol. Ovviamente prima di cominciare lasciate un bel mi piace, un bel commento, scriveteci altre challenge che vorreste vedere qui dalla villa e soprattutto iscrivetevi a tutti i canali che trovate in collaborazione. Soprattutto quello di Salvatore Lanza. Sito tu. Gran pubblicità. Importante. Tra l'altro ragazzi abbiamo anche la prole per la prima volta in un video di calcio. Il mio nuovo barbiere. Gialand! Perfetto! Allora, per quanto riguarda l'ordine, come vogliamo fare? A chi si mette prima avanti là. Vediamo qual è l'ordine. Ok, Enzo è il primo. Poi. Io penso che questa sia una challenge senza Devo essere primo. No. Mamma mia, no! Andrea, affronta le tue paure. Andrea stando ultimo e sciale comunque dopo, È vero, c'è Raga, porco due! Allora, questo è l'ordine, però devo un attimo capire chi deve andare per primo in porta. No, lo decido adesso, in maniera casuale dico che il sesto è il primo ad andare in porta. Io c'ho sciale poi. Harry. Quindi in realtà cambia il turno, cioè arriva... Bravo! Senza contarlo, Om! Senza... Non lo so fare, Om. Io calciatati dopo. Sì. E se mi notati tocca a Fiore. L'hai fatto. Ho fatto! Grazie. Grazie, Harry. Allora, signori, siamo pronti? Valverde si sta riscaldando. Enzo, fanno tiro. Tiro sempre di prima, non si può stoppare. Vai. Aspetta. Chiari passaggi, già un pari gol. Che fa? No con le mani! No con le mani! Ma risciate sta sciata! Sì. No, Ma devi andare in porta! Oh, me la devi passare! Io devo passarla. Devi passare! Cazzo, la devi passare a dopo. Devi passare. Oddio! Passa già! Ale. Passa dove vai! Passale! Ale. Andrea, ma devi passare. Vai Tati! Vai! Un po' più piano. Vabbè. Passa! Vieni qua! No! Cosa ho fatto? Passa la palla! Ma che cazzo ho fatto? Ho preso gol! Bravo Mirko. Mi metto! Gianni. Dietro il cinesino! Occhio, Oddio! Siamo lenti! Veloce! Passa già! Occhio, Veloce! Ce l'hai passato! Barbie! Ale, passamene uno dalla E Gonzala! Buona! Gliela devi passare a lui! Aspetta. Ma come gliela dai? La già fa sbagliare! No, li faccio! Vai da tu! Cristiano, la palla di Kevin De Bruyne. Occhio, Mannaggia. Anzi! Porco diavolo, raga! Ho sbagliato! E Tati! Sì, raga! Porco diavolo.
Ah dai, Go, 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 go! Gianni! No, Gianni! Dai una mano, grande! Vai Aldo! Oh, porco diavolo, raga! mattone ragazzi. Allora, di Salvatore Lanza! Ma mi tiriamo la passa ma me le tirate in do. Vai! Porco diavolo, raga! Ho sbagliato! Giusta, giusta! Finale! Mamma come peggiore! Parte! Oh! Hermoso! Hermosos! Bravo Danilo! Va bene, giochiamo bene! Vai, basta! Porca tu, raga! Ho sbagliato! Gol, 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 gol! Passa, Harry! Oh, eliminato Harry. Cioè io gli invento le challenge a questi donzelli e mi mettono contro ovviamente il più forte e vengo eliminato al primo turno. Porco. Andrea, hai visto che mi hanno eliminato? Perché? Di... Aspetta ragazzi, aspetta un attimo! Perché sei eliminato? perché ho preso sta gol, Andrea. E quindi? Porco tu, raga! Tocca a me, ah! Qua sta pure squadra con te, Harry, guarda la stessa maglia. Riscaldati, riscaldati. Riscalda. Fai un po' di ginnastica. Vai, non ti fermare. Allora, quindi il primo eliminato Andrea è Harry. Sì. Quante vite abbiamo? Prossimo sono io. Quante vite abbiamo? Facciamo recap vite, io ho 2 vite. Io ho 2 vite. 1, 2. Tu? Quante vite c'hai tu? Una. Io 3. Io 2. No, il gol, quante ne hai subiti? 0. 0 gol, 0 dire 3 più 3 più. Ho subito un gol. Una vita. 3 vite. Vai. Ah no. Buono. Azione. No dai! Non è colpa mia, Omb! È tosto! Ah dai, vinto! Tosto! Mamma mia! Oh ma la mamma è tornata in pista! Oh ma che tocca lì! Veloce! Bel pallone questo, devo dire, guarda. La carna cotta, anzalo da crudo! Ale. Finalmente un passaggio! Gianni! Bello, bello! Oh, bello! Però. Piglialo! Diavolo, raga! Buttati il pallone! Che dopo Ma 3 gol da 3, ma com'è possibile? Ah no, ma datisi a me. Cosa è colpa mia? Sei tu che ti sei voluto mettere dietro di me. Ma tu che si fai schifo come me in da sti ciali. Andrea, ma Tatino è migliorato. Mamma mia però. Ormai non ti arrabbiare, È un dolore incommensurabile, sta piangendo anche il tucumano Pereira. Anzi, mi dispiace per Hermoso che pure se è stato eliminato Harry, è stato eliminato con 3 gol di Tatino inaspettato. Vabbè. Sarebbe boom! Veloce! Segnale! Facci un gol, loro. Oh, giù! Meno male. Vai, vai! Mirko! Che segnale! Vabbè, almeno sono uscito con un bel gol, dai. Ho perso. Oh, una schiappata rete, oh, ma schiappata. Ah. Erling Braut Haaland. Assurdo Jalan! Ma che sei fa contratto tua figlia? Sono uscito anche io, raga. Vado a lui. Ciao. Vai. Ale! Ah, io mi rimbalza proprio in bocca! Prendi un pallone. Ah, sto pallone fa male. No, ma rimbalza male! Ti rimbalza proprio qua! Era su terra dal passaggio. Bello! È buono, Eccolo! Bello. Mannaggia, sta cosa, mannaggia! No, ma no! Godo! Ma gli rimbalzano tutti male, vai Jalan! Fallo Piero! Bello. Sono pronti ragazzi? Calata di prossimo turno! Ale! Che parata!
Non ci credo, Olise contro De Bruyne, bello palo! Tra De Bruyne, Chimica! Elimina anche Olise! No, mid ground. La cede, attenzione Valverde! Parata! Tatino la dovrebbe dare! 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 La dà! Crostino rotondo! Attenzione! Omr nel prime! Andiamo super alla Gianni! Andiamo di padre in figlio! Fuori! Vai dalla palla, Totox! Il tacco per Kevin De Bruyne! Rete! Attenzione Tati! Fuori! Si strappa anche Tati! Si tocca la coscia! Federico Valverde! Elimina! Tatino! Male, serio. Trappo muscolare. Però eliminati due, godo. Io ho una vita. Una, due. Sciale. 2 io e Ale, e poi tutti a 1. Tatino la rimette in mezzo. Super Haaland. Fuori. No, Om! Attenzione. Omar Ramon. Quindi. È eliminato dalla mia challenge. Un gol ho fatto praticamente. Quindi non sono di questa maglia. Om, cioè proprio nel tuo anno ti dovevamo beccare oggi. Riesco al prossimo turno, cioè super. Jaland! Jaland! Con la Haaland. Elimina il Brasile. Super Haaland. Om? Però mi sono buttato, quindi abbiamo passato avanti. Quindi per il momento sono rimasti in 4, cioè Jaland, McDonald, De Bruno e Valverde. C'è anche Alvarez. E che facci? Tu fai la palla. Quindi adesso Neymar la passerà a McDonald e vediamo chi verrà eliminato. Gianni ha una sola vita, è Jaland. Mi dispiacerebbe per lui. No, non ci credo. Jaland dice addio. Guarda un po', anzi ne fotto proprio. Guarda là. Madò che gol! Kevin De Bruyne. E quindi rigori. Vabbè, sono arrivato alla fine, un altro. Devo dire, se lo meritano entrambi perché comunque hanno 2 vite. C'è da una parte l'uruguaiano Valverde, dall'altra il belgese. Amore, lo sai il belgese? KDB. 3 rigori a testa con un portiere speciale. Fa la sfilata nel locale, tutti le diciamo bambola. Non era portiere parlando? Ah? Caruto purtroppo. Sì, raga. Per chi tifi Julian? Allora, nella parte c'è KDB. Ok. Ora fantacalcio. Chi vuole calciare prima? O fate un tocco? Non lo so, vedete voi. Tu che puoi fare? Vuoi calciare prima tu? Va bene. La pressione si sente tanta, eh? Prega addirittura, perché sa che questo può essere il suo mondiale, la sorpresa. Allora parte Valverde che spiazza il portiere. 1-0 Uruguay. Ecco qui, fa lo stesso il numero 7 del Belgio, Kevin De Bruyne. Calcia Kevin! Golasso 1-1 e sportività tra i due. Chi vince perde! Allora ecco qui ancora Valverde spiazza Massimo Kevin De Bruyne palo e colpisce il mocio, un po' sfortunato anche dietro le quinte. Calma, perché questo può essere il pallone della definitiva vittoria di questo mondiale, il critico d'arte. È un po' secca, dice. Poi si appresta a calciare l'Uruguay che vince la Sombrero World Cup in Ville Liz 2026. È la forza dell'Uruguagio. È la forza dell'Uruguagio. Ma chi sei la voce da Dino? È la forza dell'Uruguagio, raga. Volevi fare danni, mi è uscito la tiglia. La vittoria, diceva cosa? Hai detto la Dienza? Ma mi ero rotto però. Può vincere solo qua. È maturato, ragazzo. Non sento altre squadre sudamericane parlare. Coloro che mi hanno criticato, dove sono? Chi è che parla? Ma che sto coppo trambolino. E ci rimbalzate che ho passato. Quindi una cosa importantissima, voglio tantissimi edit su TikTok per Jaland, il nuovo personaggio sbloccato. Eccolo qua. Da ultra Jaland. Un sacco ne vogliamo, perché io vi ricordo sempre il contest che abbiamo lanciato, il TikTok che fa più visualizzazioni verrà un giorno in villa, ma di tutti i video, quindi applicatevi che vi guardiamo. Oddio! Oddio! E allora ragazzi,
Ragazzi, finisce qui questo sombrero World Cup. Tanti complimenti a chi ha vinto e anche complimenti a Kevin De Bruyne. Claudio, lui? Io sto pensando al paddle quando comincia? Bene, ragazzi, spero vi siate divertiti, lasciate tanti mi piace, iscrivetevi al canale perché ho questo piccolo sogno di 200.000 iscritti e aiutiamo anche tutti gli altri a raggiungere i loro obiettivi iscrivendovi anche ai loro. Commentate con altri video e noi ci vediamo in un prossimo video dalla villa. Ciao! Ciao!